Ha firmato con il Napoli. Sorpresa totale. Incomprensibile. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per ulteriori aggiornamenti. La ricerca dell'eccellenza non si ferma mai al Napoli, e la squadra è sempre alla ricerca di talenti che possano migliorare ulteriormente il nostro gioco. Oggi abbiamo una notizia scottante dal mercato: Luis Alberto, maestro del centrocampo della Lazio, è nel mirino del nostro club. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport e noi siamo qui per analizzarla. Sembra che Aurelio De Laurentiis stia valutando le alternative per il successore di Piotr Zielinski e Luis Alberto. Sembra essere un'opzione intrigante. Nonostante l'interesse per Georgi Sudakov, giovane talento dello Shakhtar, il suo alto valore di mercato ci spinge a guardare ad Alberto, che ha recentemente espresso il desiderio di nuove opportunità. Il rinnovo del contratto di Alberto con la Lazio dimostra quanto sia apprezzato, ma le speculazioni su un possibile scambio con Giovanni Simeone stanno scaldando l'atmosfera. Le strade di Alberto e Simeone si incroceranno nella prossima stagione? Sono entusiasta della possibilità di questo scambio tra il Napoli e Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo è un giocatore di talento, noto per la sua visione di gioco, la capacità di passaggio e la capacità di creare occasioni da gol. Se arrivasse al Napoli, potrebbe aggiungere una nuova dimensione al nostro centrocampo e rafforzare la nostra squadra. Tuttavia, come in ogni trattativa, ci sono dei rischi. L'adattamento di Luis Alberto allo stile di gioco del Napoli e al campionato italiano è sconosciuto. Inoltre, Giovanni Simeone, che potrebbe far parte dello scambio, è un attaccante promettente. I tifosi dovrebbero valutare attentamente i pro e i contro prima di farsi un'opinione definitiva. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Lascia i tuoi commenti qui sotto. E non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al canale per ricevere ulteriori aggiornamenti. Forza Napoli sempre!